Tu oggi sei in pensione e ti occupi anche di divulgazione. Sì, Qual è la conoscenza reale? Qual è il grado di conoscenza da parte dei cittadini di queste? Praticamente nullo. dal punto di vista ambientale i cittadini non cercano perché non sanno, non vengono informati. Cioè, informare vuol dire poi impegnarsi, vuol dire essere sopra quello che sanno i cittadini. Una volta che il cittadino sa 10, io istituzione devo sapere 11, devo impegnarmi a sapere 11, devo affrontare 11. Se i cittadini sanno 15, io devo affrontare e sapere almeno 16. Sono l'istituzione, devo dare risposte. Se i cittadini sanno uno o poco meno, non mi devo tanto impegnare. Purtroppo ho questa sensazione. Cioè, facciamo tante riunioni politiche, con tutti i rispetti per la politica che deve normare e decidere, ma argomenti ambientali vengono toccati poco o nulla, non vengono chiamati esperti o tali e non viene informata la cittadinanza. Ripeto, anche sul radon alcune zone del Veneto sono inquinate, andrebbe informato. Alcune zone del Veneto sono inquinate da arsenico in modo naturale, forse lì l'informazione è arrivata un po' di più. Gente che si faceva il pozzo profondo pensando di prendere l'acqua chissà di cosa, invece si portava dentro 15 volte l'arsenico rispetto al limite. Cioè, voglio dire, l'informazione è importante, la sensibilizzazione è importante, però questi danno degli input credo che non ci siamo ancora. Vorrei vedere, almeno come cittadino dico, le istituzioni come abbiamo affrontato alcuni casi, al di sopra di quello che i cittadini si aspettano, al di sopra, essere preparati e pronti a ogni domanda, problema, nel sensibilizzare, informare e poi affrontare. Ovviamente poi si chiede di affrontarlo l'argomento. Che cosa sogni per questa regione tra 10 anni? Come cittadino, per me, per i miei figli e per tutti, io sogno che ci sia più sensibilità ambientale, perché poi l'ambiente è parlare anche dell'uomo. Se io rispetto l'ambiente, rispetto anche l'uomo. Se io faccio bene, rispetto bene l'ambiente, respirerò, mi laverò, berrò e aria, acqua più pulita. Io spero nella sensibilizzazione e nell'informazione. Spero in case più isolate, spero in energie alternative che ci diano senza nessun impatto energie pulite appunto per scaldarci. Dobbiamo solo cambiare comportamenti, non dobbiamo rinunciare alle cose che abbiamo, dobbiamo solo cambiare metodo per arrivarci. Si può, si deve. Penso a una casa isolata in classe A che ha bisogno di 10 volte meno l'energia di una casa che abbiamo cominciato 10 anni fa a isolarle, ma in altri paesi si era iniziato molto prima. Negli altri paesi con un po' di energia solare e delle pompe di calore che adesso arrivano, ormai sono in classe no, abbiamo rese di 9.1 in refrigerazione, 5.1 in riscaldamento, cioè dai 1000 watt ricevi 5000, 6000, le più performanti. Signori, con poca energia si può scaldare e refrigerare una casa isolata e non c'è nessuna emissione. Io sogno questo, insomma, sogno un ambiente migliore, sogno di avere sostanze più naturali nel mio piatto, che portano i cibi a essere, diciamo, tollerati. Che Quindi, già ci sono. ci sono, c'è tutto, è un problema di scelta. E allora, se non parte l'offerta, almeno partirà la domanda. Però è più dura informare milioni di cittadini che creano, però su alcune cose ci siamo riusciti, siamo anche bravi. Allora, creiamo informazione, decidiamo che vogliamo quella cosa senza quest'altra sostanza, la pagheremo un po' di più all'inizio e poi invece no, però premiamo almeno le ditte, le aziende che ce ne sono, perché abbiamo parlato solo di cattivi finora, ma ci sono aziende, io mi ricordo di aziende, non posso fare i nomi perché sono aziende che ci tengono agli operai, ci tengono all'ambiente, ci tengono alla loro figura, alla loro faccia e hanno anche una moralità, quindi un'etica, e ci sono e vanno premiati. Hanno un prodotto che costa un po' di più, vanno premiati. E tutte le sostanze, i prodotti che arrivano dall'estero, che non rispettano questi cliché, ambiente, diritti umani, non vanno vendute nei nostri paesi, perché non rispettano a monte, che poi l'ambiente è di tutti ed è piccolo.
Noi pensiamo che sul mappamondo ci mettiamo un capello e quella è l'aria, lo spessore di aria che respiriamo e ci continuiamo a rimaneggiare. Comprendiamo che non è perché è lontano dai miei occhi, inquino in Cina, non mi arriverà qui in Italia. Mi arriva. Magari mi arrivano i prodotti agricoli della Cina, che magari sono stati inquinati con le emissioni, con i rifiuti. Cioè, è un'amara consolazione. Facciamo in modo che tutti... Eccole, l'economia globale è arrivata subito, ma le regole globali no. Perché chi è che non le vuole? È chi fa business su questo, chi fa lavorare su un certo paese, chi ha il patrimonio sull'atollo, chi porta i rifiuti su un altro. No, non deve essere permesso questo. O rispetti questi diritti internazionali mondiali, io credo, perché insomma Papa Francesco penso che l'abbia detta tutta, universali. O tu rispetti i diritti umani, l'ambiente, in qualsiasi posto sei, compreso le tasse che da pagare, parliamo di. Oppure tu non hai diritto di vendere. Oppure lo fai lì, quel paese lo tollera, lo vende lì, non vende a quel paese. Se hai innescato un'economia giusta, se paghi giustamente gli operai che te la compri, perché ecco, noi giochiamo sempre sui margini, sulle differenze, invece una sana concorrenza dovrebbe essere sul impiego meno prodotto impiego meno tempo utilizzando macchine e pago delle tasse a monte, del robot che sostituisce in parte l'uomo, quindi anche una riduzione dell'orario di lavoro. In Francia e Germania hanno già applicato, facciamo entrare i robot che devono sempre, secondo me, sostituire l'uomo nei lavori pericolosi, nei lavori ripetitivi, eccetera, anche per velocizzare, però è giusto anche tassarlo questo robot, perché ruba posti di lavoro, è inutile che ce la neghiamo. Ci produrrà dei posti di lavoro come informatici, come meccanici, però Quindi imparare dagli errori del passato per passare da una visione a brevissimo termine ad una visione a medio e lungo termine. Se non si applica questo è perché c'è una convenienza di non volerlo fare, non ci sono altre spiegazioni. Non credo che siamo stupidi. Quando vedi che vuoi cambiare in meglio e qualcuno ti mette i bastoni nelle ruote, vuol dire che ha un interesse perché il tram tram va avanti così, non c'è altra spiegazione. Poi vabbè, abbiamo anche il potere di sederci sugli allori, non volerci mettere in discussione e via così. Però voglio dire, premiamo noi allora chi si mette in discussione, chi mette qualcosa in più, chi vuole migliorare questo mondo anche. Cioè premiamolo anche per la sua moralità, la sua etica. Dobbiamo recuperare questi valori. Non so che dire altrimenti, non vedo altra speranza. Grazie infinite.